Nel giorno in cui Mediobanca si dice pronta a valutare un intervento nell'operazione di aumento di capitale e quotazione di Veneto Banca, stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Alberto Nagel, l'Associazione dei risparmiatori Don Torta stila il piano di richieste da presentare il prossimo 17 maggio, martedì, data dell'incontro con i vertici del nuovo CDA in vista del tavolo di conciliazione. Il nuovo CDA il primo obiettivo deve andare a verificare dove sono andati i soldi, andarli a recuperare per darli a più risparmiatori possibili. È normale questo. E come sempre accade, si starebbero moltiplicando pseudo-associazioni di fatto non riconosciute come tali in regione che in cambio di una lauta quota di iscrizione prometterebbero agli azionisti ingannati recuperi di denaro e così anche certi studi legali, l'allarme lanciato dal Don Torta. Qua faccio un invito a tutte le persone che stanno vagando a destra e a sinistra in cerca di soluzioni. Attualmente soluzioni non ce ne sono. L'unica soluzione è aspettare, vedere se la politica si muove, se la procura si muove, se la banca mantiene le promesse che ha dato. E quindi al 17 è un banco di prova che noi verificheremo. A tutti i soci sia di Veneto Banca di Popolare di Vicenza esiste un coordinamento che si chiama Coordinamento Don Enrico Torta. Potete fare una mail affidandovi a questo coordinamento, è tutto gratuito, che vi verrete aggiornati alla mail coordinamento banche dontorta@gmail.com. È tutto gratuito perché in questo momento non si sa cosa possiamo fare e come dobbiamo fare.